Mia madre vende giornali dal 1948, vendeva. Io naturalmente sono nato in edicola e negli anni adesso abbiamo pensato che se vogliamo salvare un po' il settore delle edicole, non certo dell'editoria che magari va avanti con l'online e tutte queste cose, l'unica cosa è aggregare vari servizi, e anche perché, specialmente per quanto riguarda i chioschi, si trovano sempre in situazioni privilegiate e quindi se venissero costruiti dei chioschi un po' più grandi, mettere dentro una macchina del caffè e magari una brioche, magari si salva la catena, insomma. Quindi lei, da edicolante storico di famiglia di edicolanti, ha detto, boh, io continuo a vendere giornali, però alterno, incremento con altre attività in modo da salvare l'attività di edicola. Senz'altro, questa è la strada e non so fino a quando, ma però questa è la strada. Integrare servizi sempre più possibile. Purtroppo il settore dei giornali andrà a affievolirsi, però questa è la vita.